Del problema poi si parla quando diventa un'emergenza, ma c'è una programmazione che si può fare per evitare di trovarsi in emergenze che sono costanti? E qui è il bello, non c'è una programmazione, dovremmo fare una programmazione. Noi oggi chiederemo all'assessore PAN, che so che su questa partita è con noi, di istituire una sorta di cabina di regia per la programmazione, perché nell'emergenza ci sono già le cabine di regia, ci sono già i tavoli di concertazione. Noi abbiamo bisogno di vedere più avanti, di iniziare a fare una programmazione per prevenire la siccità. Come si è lavorato per la prevenzione del rischio idraulico, dobbiamo lavorare per la prevenzione delle siccità. Per esempio, praticamente che cosa si potrebbe fare? Beh, è evidente che dobbiamo metterci delle risorse, ripeto, come per il rischio idraulico anche da questa parte. Stiamo parlando di due problemi un po' diversi. Il rischio idraulico è una sua problematica legata anche al rischio delle persone umane, ma se parliamo di danni, in Veneto il prodotto lordo vendibile è di 5 miliardi e mezzo. Lei pensi che con 25 centesimi di prevenzione riusciremo a risparmiare 100 euro di danni. Quindi meglio spendere 25 centesimi nella prevenzione che non spendere 100 poi in danni. Quindi questo è il vero percorso che dobbiamo fare. Dobbiamo coinvolgere la Regione, lo Stato, la Comunità Europea. Ecco, questa cabina di regia, questo tavolo di concertazione deve servire a questo, perché tutto ciò che riusciamo a creare virtuosismo intorno a questo tavolo deve essere portato. Probabilmente forse anche qualcosa in più, però su questa partita dobbiamo fare un passo in avanti e non fermarci alla sola e solita ragionamento di emergenza.